domanda sulla sicurezza. Un po' tutti hanno chiesto, hanno già risposto in parte anche alla seconda, che adesso Stefano preciserà, perché noi volevamo chiedere solo un paio di cose, perché altre sono già state dette. Grazie, buonasera a tutti. Come appunto i candidati hanno ricordato, il tema della sicurezza è molto ampio. Sicurezza vuol dire anche difesa e tutela, quindi chiediamo ai candidati cosa intendono fare per difendere e tutelare due questioni importanti come lavoro e ambiente. 2 minuti. 2 minuti, sì, comincia Buffon, grazie. Beh sì, allora partendo dall'ambiente, io credo dovremmo partire che noi viviamo una situazione molto grave per il fatto che non esiste a livello regionale il piano energetico. Non è vero che non esiste, c'è, solo che nei cassetti da 3 anni. Quindi vale la pena di farsi una domanda perché il Consiglio regionale non riesce a licenziare questo strumento indispensabile per poter governare tutto quello che sta succedendo e in riferimento all'ambiente. Noi ci troviamo 7, è stato già ricordato, 7 centrali a biomasse nel territorio vicino o a Portogruaro. Questo può avvenire perché la Regione Veneto, che ha competenza, può superare la volontà dell'amministrazione comunale attraverso una conferenza di servizi e decidere di farla all'interno delle aree agricole. Una centrale biomassa, vi ricordo a tutti, può essere realizzata in un'area agricola, quindi il comune non ha neanche lo strumento urbanistico per contenere questo tipo di problema. Poi quando si parla di centrale biomassa è chiaro, nessuno è preventivamente contrario, però bisognerebbe capire quanto territorio agricolo viene distrutto attraverso la produzione di soia o di sorgo per far alimentare queste centrali, perché altrimenti il prodotto deve venire da fuori perché la centrale non può essere ferma. Quindi la cosa è abbastanza delicata, è abbastanza grave e credo che la Regione debba mettere, così come, ma lo parleremo dopo, immagino, i 2 piani più importanti, quello energetico e quello sanitario, e lo statuto, che è l'altra cosa più importante, la Regione Veneto non l'ha fatta. Per quanto riguarda il lavoro, noi abbiamo collaborato con Pirelli Re per realizzare nei 170 ettari di Giussago Lugnana un'area che può diventare un grande volano del lavoro. Certo, viviamo una crisi profonda, la viabilità soffre perché quelle aree che funzionino hanno bisogno sicuramente della viabilità perché i costi di mobilità sono molto alti, il ritardo del casello di Bibione o quello della tangenziale o quello della terza corsia producono un rallentamento dello sviluppo di questo. Abbiamo creato Polis, per esempio. Polis è un istituto a costo energetico zero, stamattina abbiamo fatto un'iniziativa che ha il compito, e qui mi aggancio al problema del lavoro, che ha il compito di aiutare le imprese al cambio generazionale, aiutare le imprese a organizzarsi nell'organizzazione interna dell'impresa e aiuta le imprese a cogliere l'innovazione e farle crescere. Quindi noi siamo riusciti a Portogruaro a realizzare questa struttura e questa ente che riesce proprio ad andare incontro alle esigenze che hanno le imprese di collocazione sul lavoro. Quindi io credo poi che altri elementi avremo modo di affrontare, che il fondo di solidarietà o i prestiti di onore, che sono però tutte attività contingenti e successive poi a quello del lavoro di per sé.